Gli aeroporti sono l'anello di congiunzione tra le bellezze del Veneto e i viaggiatori di tutto il mondo. Sono i nostri gioielli, da sempre parte attiva della storia di successo del nostro turismo. Con queste parole il presidente Zaia ha ribadito l'importanza del sistema aeroportuale del Nord-Est, rappresentato dagli scali Marco Polo di Venezia, Catullo di Verona e Canova di Treviso. Oggi abbiamo la certezza che il mondo sta riaprendo, c'è voglia di turismo, c'è voglia di Veneto e i nostri ospiti sono anche i migliori clienti per le nostre imprese, ha spiegato ancora il governatore, forte dei numeri registrati negli aeroporti veneti per queste festività pasquali, con oltre 180.000 passeggeri transitati. Pasqua ha segnato l'avvio della ripresa con una media in questa settimana di 35-38.000 passeggeri al giorno e con una punta di 50.000 a Pasquetta. Verona ha recuperato il 40% dei passeggeri, Venezia il 30%, ma è Treviso con il suo 38% ad essere lo scalo che potrebbe raggiungere i numeri pre-pandemia. È quello che forse avrà che ha i meno problemi di tutti, perché l'aeroporto di Treviso, come sapete, è cappato a 22.000 movimenti annui, che significa circa 3 milioni e mezzo di passeggeri, e ci arriveremo, se non quest'anno, credo già forse quest'anno, molto rapidamente. Con 20 milioni di posti in vendita per il 2022, le previsioni per l'estate sono più che positive, anche alla luce del ritorno dei turisti assenti nel post-pandemia provenienti da Francia e Regno Unito. Le aspettative sono in linea con le previsioni, che vuol dire arrivare a circa un 80% di quello che fu l'anno di riferimento, il 2019. Ma all'orizzonte c'è un appuntamento che vedrà gli occhi del mondo puntati sulla nostra regione, le Olimpiadi Milano-Cortina. Le Olimpiadi, come dicevo prima, non sono solo il giorno della gara, le Olimpiadi sono una fenomenale occasione per far vedere alla gente di tutto il mondo le bellezze del nostro territorio. Tra le opere strategiche in vista delle Olimpiadi invernali, la bretella ferroviaria che collegherà la linea Venezia-Trieste con l'aeroporto Marco Polo, 8 km per un investimento di 475 milioni di euro, ma, spiega Zaia, servono 100 milioni in più rispetto a quelli già stanziati a causa dei rincari delle materie prime. Si tratta della prima opera approvata dal Consiglio dei Ministri, un'infrastruttura attesa da 20 anni. È il completamento di un progetto, quello di essere ancora più performanti nel servizio che diamo agli utenti, ai passeggeri dell'aeroporto e viceversa rispetto alla ferrovia.